Salvatore Architravo torna alla Radiazza, buongiorno! Buongiorno. Dopo ci facciamo una grande puntata di Netflix, la serie radiofonica che racconta la canzone napoletana come se fosse una serie, come se fosse a episodi. Oggi parliamo di Nonno Tuo, ti ho chiesto una canzone secondo te, Mario Trevi ovviamente, una canzone che secondo te meritava di più, io la conoscevo e mi piace anche tanto. Qual è la canzone? La canzone è Ma parlane te. Madonna, dopo ci racconti tutto, mi raccomando, Un abbraccio a Salvatore Architravo. Un abbraccio a voi. E ora la Radiazza presenta Netflix. Netflix, la storia della canzone napoletana raccontata come se fosse una lunga serie. Vi raccontiamo la trama, cioè e che parla sta canzone, quando è stata scritta. E abbiamo una special guest che poi uno può risponde al nome di Salvatore Architravo. Il microfono mi ha abbandonato. Buongiorno, infatti non taglio su tutti a un certo punto. Scusami, allora Salvatore, qual è la canzone? So che oggi parlerai di una delle canzoni di tuo nonno meno famose, dai, diciamo meno fortunate. Cioè quale? Ma parlane te, scritta dal grande Salvatore Palumba, che poi sarà in futuro autore di Carmela, certo. Mario Bene e tantissime altre grandi canzoni. Nostro ospite 2 settimane fa a proposito dei vecchi da sopprimere. È musicata da Antonio Viscione in arte Dian, l'autore di Luna Rossa e di tantissime grandi canzoni. Mamma mia, non lo sapevo. Questa canzone fu presentata al Festival di Napoli del 1974, forse la più grande delle edizioni del festival perché aveva un cast eccezionale. C'erano cantanti del nord, Claudio Villa, Modugno, Lavanoni, Robertino Lorreiti, c'era di tutto e di più. E tra i tanti partecipanti di quell'edizione c'era anche questa canzone Ma parlane te, cantata da nonno Mario e da Robertino Loreti, famosissimo per canzoni come Con un bacio piccolissimo, ancora attualmente tanto in voga in Russia, nei paesi dell'est. Senti, ma è la storia di questo innamorato che insomma, esce di casa, aiutami perché esce di casa, cammina per le vie del suo quartiere, della sua città e tutti ovviamente chiedono informazioni sulla sua ex, è questa la storia? Sì, perché tutti mi parlano di te ma io non voglio sentire. Che sono per te in amore, senza amore, è solo male me sai fa. Quindi purtroppo mi dispiace per le donne, ma è sempre incentrato su una donna che fa del male. Come fa? Ma poi arriveremo alle canzoni in cui invece c'è l'uomo, che fa del male. Anzi, trovane una per la prossima volta. Grazie Salvatore, grazie. Grazie a voi, un abbraccio, buona giornata. Ragazzi, è vero, quando tu lasci un partner, dopo ti trovi a dover affrontare gli amici che ti chiedono ma dov'è lei? Ma che è successo? Ma sembravate così affiatati. Penso che è la parte più guallarosa di tutta la storia. Allora, Mario Trevi, ma parlane te.